Euroregione News. Luisa De Marco riconfermata al timone di Udine Gorizia Fiere. Luisa De Marco è stata riconfermata pochi giorni fa alla guida di Udine Gorizia Fiere, ottenendo una rinnovata fiducia peraltro non inaspettata. Presidente, in questi tempi di crisi qual è il tipo di lavoro che paga? Tempo di crisi, ma sempre paga la passione, l'impegno e la dedizione in qualsiasi contesto. E ovviamente questo però, soprattutto per una società come la nostra, che opera in un settore, quello fieristico, che risente oltre che di una crisi congiunturale, ma di una crisi di sistema, sicuramente la sfida è impegnativa, la dedizione e l'impegno non bastano, ma servono nuove idee, nuove energie per ripensare un po' anche a quello che sono le fiere, i modelli delle fiere. Un 2013 che ha chiuso con il segno meno, ma è un segno meno contenuto. Sì, è contenuto dato il contesto in cui abbiamo operato, perché sono un po' più di 100.000 euro di perdita, però poi il pensiero nostro è il futuro della fiera quale sarà, per cui questo nuovo consiglio di amministrazione avrà questa sfida di fronte, tant'è che ci siamo impegnati con i soci a presentare un piano strategico prima delle vacanze estive per capire appunto, oltre che lo sviluppo delle fiere esistenti, quali possono essere i nuovi contesti in cui andare a cercare ricavi. Avete ascoltato Euroregione News.